Eccoci qua, buon 2021 e buon anno, un buon anno anche a Sandro Bottega che ci sta ascoltando dal suo wine bar a Bibano di Godega Sant'Urbano, provincia di Treviso. Con lui siamo in collegamento, come vedete da uomo d'immagine ha preparato un set di assoluto prestigio visivo. Sandro Bottega, lo ricordo, importante produttore vinicolo, un'azienda che produce vino e distillati in particolare, ma qua in veste di scrittore perché è uscito da poco questo suo libro, I 100 piatti del Prosecco, edito da Mondadori. È un libro che trasuda amore per il territorio e per le genti del territorio del Prosecco. Non a caso è dedicato alle genti del Prosecco. Sandro Bottega, cosa sente di dovere a questo territorio? Allora, innanzitutto un gran buon anno, perché siamo sicuramente in un'aspettativa per un 2021 che sia decisamente migliore al 2020, e poi quello che devo a questo territorio è la storia, la fatica, la creatività, la persistenza, la costanza nell'aver cercato sempre e comunque il meglio di sé per poter ottenere il meglio. Credo che questo territorio abbia espresso grandissimi artisti, abbia espresso grandissima cultura, abbia espresso tantissime personalità uniche, e sia il risultato anche di una storia veneziana che ci ha portato negli anni ad essere uno dei primi posti al mondo visitati dai turisti. Io credo che il territorio del Prosecco, quello soprattutto compreso tra Conegliano e Valdobbiadene, debba la sua unicità non soltanto alla fortuna, come ha ben detto Oscar Farinetti, di avere questa conformazione geologica, ma anche alla volontà di queste genti a cui ho dedicato questo libro. Leggo dall'introduzione, al proposito di Oscar Farinetti, altro noto imprenditore, il fondatore di Italy: possiamo sostenere che la biodiversità delle terre d'Italia si è trasferita nei cuori e nelle menti degli italiani. Ciascuno di noi tende a pensare che il proprio territorio sia il migliore, ma c'è chi lo fa con approssimazione e bieco sciovinismo e chi invece ne ha reale consapevolezza perché ha studiato, ha operato, ci ha messo le mani dentro la propria terra. Eccolo Sandro Bottega, lui appartiene decisamente alla seconda categoria. Ce n'è da andare orgogliosi. Io credo di sì. Avere la fortuna di essere nati in questo territorio non è cosa da poco, e dobbiamo ritornare a questo territorio e alle genti che lo hanno contraddistinto e che ne hanno fatto la storia, tutto quello che noi possiamo. Qui si fa non soltanto del buon prosecco, ma si fa della buona cucina, si fa dell'industria sostenibile, si fa della grandissima ricerca. È un territorio che permette all'individuo di esprimersi e di vivere al meglio. Se l'UNESCO ha riconosciuto come un patrimonio il territorio di Conegliano Valdobbiadene, non è solo per la bellezza del terreno, la bellezza del territorio, ma anche per tutto quello che ho appena detto e che vuole esprimere. Io in questo libro ho voluto raccontare la creatività delle nostre nonne, della signora Maria, grazie che grazie ad ingredienti semplici, ingredienti poveri, hanno saputo costruire delle ricette di cucina che sono straordinarie nel gusto, straordinarie nella loro semplicità, straordinarie anche nel modo semplice di essere cucinate, di essere prodotte, straordinarie nei profumi, e anche con le fotografie che abbiamo presentato e che sono state realizzate da Ioris e da Monica Lisetto, di una bellezza unica, piatti che possono essere degni di qualsiasi ristorante 1, 2 o 3 stelle Michelin. Il libro è articolato come un menù, si parla di antipasti, primi, secondi, contorni, dessert. Ogni ricetta, sono 100 appunto, è preceduta da un cappello legato alla storia, alle tradizioni legate a quel piatto, e poi ci sono anche riferimenti alla stagionalità. Un aspetto che però mi ha colpito sono i piatti delle ricorrenze. Quali ricorda?
Ma allora, uno che posso ricordare è per esempio l'ossada che si mangia il 17 di gennaio, quindi tra pochi giorni, con quello che rimane dalle feste, e quindi tutte le ossa che ancora hanno un po' di carne attaccata e che è la carne probabilmente la migliore, la più gustosa. Ecco, questo è un piatto della ricorrenza, però la pinza per il 6 di gennaio, per la notte della Befana, è diciamo, un altro esempio di un dolce assolutamente unico, ma poi ce ne sono tanti altri ancora. Ecco. Io credo che la ringa, un'altra cosa, appena passato il 13 di dicembre, quando siamo proprio alla fine, non abbiamo più nulla di companatico, ecco, quello che ci rimane è inzuppare o toccare o strisciare con la polenta la ringa che affumicata sopra il nostro camino dà un profumo a quello che ci rimane, la poca polenta. Questi sono piatti di ricorrenza che secondo me meritano di essere ricordati, ma poi ci sono i piatti, quelli di ogni giorno, ci sono anche, ecco, c'è un piatto che a me piace in modo particolare, gli osei scampai, che significa gli uccelli scappati, che è una presa in giro nel senso buono del termine, nei momenti in cui c'era poco da mangiare, non c'erano certamente gli uccelli da mangiare, ma si fanno dei piccoli involtini con quello che rimane, diciamo, cuocendoli e condendoli con burro e salvia, con carne di pollo, carne di maiale, carne di coniglio o d'altro, e arrotolandoli insieme in modo che sembrino quasi degli uccelli. Questo è un esempio, però poi ci sono i nostri classici, i radicchi e fagioli, che troviamo ancora in tantissimi ristoranti, e il mio augurio è che tanti ristoranti prendano spunto da questo libro per continuare a proporre e riproporre in futuro diciamo delle ricette che possono essere considerate innovative per certi aspetti. In realtà sono un risultato della nostra tradizione, ma soprattutto sono una curiosità per turisti e per qualsiasi altro, anche veneto, riassaggiare i gusti antichi. Tra il serio e il faceto, lei cittadino del mondo, ha avuto tempo per provarli tutti questi 100 piatti? Sì, più o meno, sì, può darsi che mi sia scappato qualcosa. Sicuramente i cocktail non mi sono scappati dato il mio mestiere, però sì, quasi tutti. La panada non ho assaggiato, che questa mi è sfuggita. Ecco, è uno dei piatti che devo proporre prossimamente, però la maggior parte fanno parte anche della mia tradizione quando ero piccolo. Ho avuto la fortuna di avere dei nonni che sono vissuti a lungo, e quindi quando io avevo 10, 12, 13, 14 anni, dopo scuola andavo da loro e mangiavo quello che era la tradizione di, ormai possiamo dire oltre 100 anni fa, e che era ancora nel loro costume, nella loro tradizione. Io credo che queste ricette siano un patrimonio da non dimenticare, anzi da riportare in tutto il mondo. E E, infatti lo abbiamo tradotto in inglese questo libro. ecco, infatti, perché uno dei modi migliori per dire grazie al territorio è anche quello di farlo conoscere, quindi questo libro si troverà anche, perlomeno in inglese. Ma è edito da Mondadori, è distribuito in tutta Italia da Mondadori, diciamo le principali piattaforme online, e lo troveremo negli aeroporti, lo troveremo a bordo di aerei, lo troveremo nei paesi diciamo anglosassoni dove la lingua inglese è principale, ma lo venderemo anche in Asia, anche perché ha una doppia valenza, non è soltanto un libro ma è anche un oggetto. Se metti in casa Certo. sopra un tavolo, sopra un mobile, diventa quasi un oggetto, è anche uno specchio se vogliamo. Nello scrivere queste ricette, ne ha scoperte qualcuna che non conosceva o ne ha ritrovate? Qualcosina, qualcosina l'ho scoperta. Diciamo che ne avevo sentito parlare, però non, diciamo che la maggior parte le conoscevo proprio per questa mia cultura, per questa mia tradizione, proprio di aver vissuto sempre in questa zona, almeno per 6 mesi l'anno, e quindi per aver permesso a tantissimi ristoranti di essere quello che chiedeva quello che puntualmente non c'era, ma tutti lo sapevano fare. Ma com'è che avete scoperto alcuni prodotti, tipo
le pesche bianche di Mogliano Veneto Le o i pesche fagioli di bianche di lago, che è una Mogliano frazione di Veneto Reviglio? non le ho nemmeno scoperte io, ma le ha scoperte Arrigo Cipriani per fare il suo buon Bellini, il suo eccezionale, straordinario Bellini. Diciamo che noi viviamo in un paese qui a fianco che si chiama Codogné. Codogné è il paese delle mele cotogne e quindi in ogni zona c'era una specializzazione e c'è ancora per coltivare, non so, chi le more, chi le pesche, chi le mele cotogne, chi le mele. E quindi c'è nella nostra cultura anche, e lo vediamo anche nei distretti industriali, c'è chi produce, c'è il distretto del mobile che è in determinate zone, il distretto delle cantine, il distretto delle distillerie. Quindi ecco che anche per quanto riguarda la coltivazione di certi prodotti c'è una specializzazione che è alla base della ricerca dell'eccezionalità. Quindi andando alla ricerca con la signora Maria e dalla signora Maria delle unicità abbiamo scoperto anche quello che magari sapevamo già ma ce ne eravamo dimenticati, come le pesche di Mogliano. Ma i gamberi di fiume di San Polo di Piave è per farci invidia, un Amarcord. Questi li O ci conosco sono molto ancora? bene perché da quando avevo 14 anni li mangio, vado nel noto ristorante Gambrinus eccezionale e che li sa fare in maniera egregia. Diciamo che questi sono sconosciuti ai più, ma da me ben conosciuti. Lui li fa, Zanotto, li fa in un modo particolarmente succulento, particolarmente ricco e acquisiscono un sapore assolutamente unico. Sicuramente questo è uno dei suoi piatti preferiti, ma il vero piatto del cuore di Sandro Bottega qual è? Radici e fasoi, cioè i radicchi con i fagioli, perché è un piatto che unisce la semplicità e che trasforma una materia prima come i fagioli in un condimento, una crema che diventa il condimento del radicchio, e il radicchio che dà la consistenza, dà la digeribilità e oltre a tutto è anche un piatto tra quelli considerati piatti unici perché la gente, soprattutto negli inverni freddi, viveva proprio di questo, viveva soltanto di questo piatto unico, piatto eccezionale. Lo arricchivano con un po' di grassi, mettendoci i ciccioli, mettendoci un po' di pancetta oppure di lardo è la cosa diciamo più nota, però vivevano di questo. Per concludere, che augurio farsi per il 2021? Sicuramente che si possa mangiare tutti quanti insieme ognuna di queste ricette, ma non distanziati, ma abbracciandoci e bevendo un buon calice di prosecco, vino straordinario, il primo vino spumante del mondo che ha saputo conquistare ogni palato, dai giovani alle donne, dagli esperti consumatori a chi vuole solamente e semplicemente brindare. Grazie, quindi un arrivederci in presenza, un buon anno a tutti, un buon anno a Sandro Bottega, imprenditore, ma in questo caso soprattutto autore di questo libro, I 100 piatti del Prosecco, edito da Mondadori. Grazie ancora, buon anno, buon Grazie a 2021. tutti e buon anno. Auguri. Auguri.